Buongiorno amiche e amici ed eccoci di nuovo in diretta, ore 13 come ogni giorno durante la settimana. Vi apre le porte di Antena 3, vi apre le porte dell'informazione del Nord-Est per fare una chiacchierata di un'ora insieme a tutti voi. Oggi parliamo di un tema che sta a metà tra l'economia, la formazione e l'occupazione, perché parliamo di turismo. Il turismo sappiamo essere uno dei comparti fondamentali della nostra regione, sappiamo insomma, che tra l'altro per quel che riguarda le presenze turistiche il Veneto è leader in Italia con circa 65 milioni di turisti e questo ovviamente si trasforma in tutta una serie di opportunità di lavoro sia per le aziende che ovviamente anche per le persone. Oggi parliamo appunto di lavorare nel turismo, cosa vuol dire in termini di formazione, di opportunità e di sogni. In particolare ci tengo all'ultimo dei sostantivi, ai sogni, proprio perché tra l'altro abbiamo la fortuna di avere qui con noi 4 ragazze giovani che stanno facendo un percorso formativo, poi le conosceremo. Allora, andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Innanzitutto Tiziano Simonato, che è referente per il turismo in Assindustria Veneto Centro e tra l'altro anche direttore del BHR di Treviso. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo Elena Piani che rappresenta l'ITS del turismo di Jesolo. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutti. E le prime due sognatrici, nel senso buono del termine, che sono Lucia Drusian, ciao Lucia, buongiorno. E Laura Lucchetta. Entrambe stanno frequentando il corso Restaurant and Business Management appunto all'ITS di Jesolo e vedremo quali sono i loro sogni, ma assolutamente nel momento in cui si fa un corso di management siamo molto nel concreto. 0422 162 6798 è sempre il nostro numero di telefono e vi invito ovviamente a mettervi in contatto con noi. Allora, turismo, no? Si parla sempre, costantemente, per quel che riguarda le opportunità sia di lavoro che di sviluppo anche in termini internazionali. L'Italia rimane, Tiziano, un paese a grande vocazione ma che sa difendere questa sua opportunità che offre al mondo. L'Italia ha una vocazione turistica, in particolare il Veneto, come hai detto bene, è la prima regione turistica d'Italia in termini di presenze. Nel 2017 abbiamo sfiorato i 70 milioni di presenze grazie appunto ad un'offerta molto variegata che nel nostro territorio vede praticamente toccare tutti i prodotti turistici e quindi anche la difficoltà molte volte nella promozione è quella di mirare, di centrale quale prodotto turistico promuovere. Nel nostro territorio trevigiano, dove io ho la fortuna di operare, negli ultimi anni si è vista una trasformazione del turismo cosiddetto business, semplicemente legato alle attività produttive dove si ospitavano e si ospitano tuttora per fortuna turisti che vengono per motivi d'affari e per congressuale, ma recentemente c'è una vocazione, una trasformazione di questo turismo anche nella visita alla città d'arte e diciamo all'implementazione dei 3 prodotti fondamentali che sono anche l'asse portante del nostro territorio, della promozione del nostro territorio, che è il cicloturismo, l'enogastronomia e ovviamente la valorizzazione delle città d'arte e delle città murate. Il tema di oggi è la formazione è importantissima. E lo sbocco occupazionale ovviamente. La diciamo che poi, sì. perdonami, noi siamo in un contesto nel quale le aziende e il privato dialoga molto con l'aspetto formativo, no? Poi l'ITS insomma ne è anche un caso e questo forte rapporto, questo forte contatto predispone che vengano formate delle figure professionali che sono immediatamente coinvolgibili poi dentro in azienda, che forse non è neanche un caso così diffuso. No, in effetti la difficoltà oggigiorno è anche di avere diciamo, nuove figure professionali all'interno dell'hotellerie e anche nella ristorazione che sappiano coniugare la tradizione tipica dell'ospitalità con le nuove tecnologie. Non a caso appunto è partito un bellissimo progetto di cui poi ne parlerà Elena Piani di Turismo.0, progetto formativo, ma non soltanto questo, noi abbiamo bisogno anche di figure professionali nuove che si approcciano che iniziano il nostro percorso lavorativo avendo anche assimilato le tecnologie diciamo dell'attuale situazione dell'information technology, ecco, quindi nuove figure che servono anche
come si suol dire in termini un po' a smanettare, cioè nel senso a creare, diciamo, opportunità di contatti in questo nuovo modo di comunicare che è appunto il social. Relativo al web. Elena, come nasce un corso di formazione, in questo caso appunto all'ITS? Cioè, voi raccogliete delle indicazioni dal territorio, esatto, degli operatori? Noi cerchiamo, proprio per il tipo, la connotazione del percorso che rappresentano gli ITS, di creare sempre in maniera molto aderente alle richieste del territorio, della comunità, ma anche delle imprese proprio, e i percorsi di formazione sulla domanda, per cui difficilmente i ragazzi imparano cose che poi non troveranno e non riusciranno ad applicare in maniera diretta quando sono poi in azienda. Care ragazze, allora andiamo a calarci in coloro che sono i fruitori, no? Cioè voi in questo caso state insomma, partecipando a un corso, ma voi dove volete andare? Personalmente sono abbastanza convinta di voler andare sicuramente all'interno di una struttura alberghiera. E sono disposta ovviamente a fare tutti i sacrifici necessari, e studiando appunto in quest'ambito la scelta più logica mi sembra appunto quella di arrivare in una struttura del genere. E che cos'è che ti piace? Cioè, quindi questa tua aspirazione non è un sogno, perché secondo me i sogni, il concetto di sogno per certi aspetti è un po' fuorviante, no? Invece ci sono tante cose che si possono concretamente realizzare con l'impegno, con la formazione eccetera. Cos'è che ti ispira di più di questo possibile tuo futuro? Mi ispira la possibilità di poter avere una struttura mia, dove io possa, diciamo, esprimere questa passione che mi sono resa conto di aver sviluppato durante appunto gli anni di studio, e lavorando proprio in primissima persona all'interno di questo ambiente, che personalmente trovo l'ambiente più bello del mondo, perché trovarmi dietro a un banco con delle persone, poter comunicare, poter presentare quello che mi piace è una cosa che per me è fondamentale e mi rende veramente felice. Laura, hai avuto anche tu l'occasione di lavorare, già di avere qualche esperienza? Sì, esperienze nel campo ristorativo come cameriera, e mi piace molto stare a contatto con la clientela, mi piace offrire i piatti che creiamo. Siamo fortunati a vivere in un territorio dove abbiamo prodotti tipici che non ci sono da nessun'altra parte, e spero un giorno di... Qual è il prodotto tipico che preferisci? Beh, il radicchio di Treviso, visto che siamo anche verso la stagione. Siamo bravi anche nelle pubbliche relazioni. Esatto. E niente, spero che in un futuro sarò a capo di un'azienda, essere una buona direttrice, e anche la creazione di eventi per gli ospiti che avremo all'interno delle nostre aziende. Tiziano, direi che insomma, intanto possiamo dire che ci sono persone con le idee estremamente chiare, che non è una cosa da poco. Beh, io intanto vi faccio i complimenti perché state scegliendo un percorso formativo che vi darà soddisfazioni immediate e sbocchi professionali a non finire, perché la figura del restaurant manager lo vivo tutti i giorni nella struttura che ho il piacere di dirigere da 10 anni, ma nel mio percorso formativo io ho un po' fatto diciamo il vostro percorso formativo, di conseguenza mi rendo conto anche di quanto sia difficile arrivare molte volte a ricoprire certi ruoli, ma in questo momento restaurant manager è veramente un ruolo molto ricercato dalle aziende, soprattutto per trovare persone motivate a farlo, ecco. E quindi voi avrete lavoro di certo. Proviamo a spiegare ai nostri amici da casa che magari così non hanno avuto la possibilità di frequentare un corso come il vostro, cosa fa il restaurant manager? Il corso di Restaurant and Business Management crea le figure professionali che un domani entreranno nell'ambiente, principalmente hotel o comunque ambiente ristorativo, che dovrà praticamente gestire tutto l'ambito di personale, creazione dei vari menù, la carta dei vini per esempio, quindi tutto quello che sta intorno alla gestione di un ristorante o comunque di un ambiente con scopo ristorativo. Penso che emerga come tutte le realtà ovviamente cambiano, no? nel corso, fortunatamente anche nel corso della storia, e se una volta sembrava tutto ciò che viene detto adesso sembrava banale o comunque scontato, poi ci si è resi conto che non lo è, ci sono tanti particolari, Laura, giusto, a cui bisogna stare attenti, certo. tipo?
Ad esempio il calcolo del budget, quando noi creiamo un listino del nostro ristorante, oltre ai piatti da inserire, le località che scegliamo, dobbiamo stare attenti al food cost, dobbiamo stare attenti al target, dobbiamo creare una carta menù adatta al cliente che ci entra, perché è il nostro biglietto da visita. Dobbiamo attirare la clientela che ci vuole e dobbiamo saperci far amare dai nostri ospiti. Beh, insomma, mi sembra che... Direi che abbiamo fatto un buon lavoro, come formazione siete fantastiche. Direi che veramente il mondo del turismo è in buone mani. Chiedo alla regia, abbiamo un breve video che ci riassume in qualche modo dei numeri che stanno a descrivere quelle che sono le svariate opportunità turistiche del Veneto, da cui accennava tra l'altro prima Tiziano Simonato. Allora, sono solo dei numeri, no? Però sono numeri estremamente importanti che danno l'idea di veramente una massa critica spaventosa, no? Ma quanto c'è la coscienza di chi lavora nel mondo del turismo che poi queste non sono le dimensioni? Chiedo a voi professionisti. Beh, da parte degli investitori è sicuramente un'economia che merita molta attenzione. Da parte di chi lavora molte volte non c'è la consapevolezza di quante opportunità si potranno avere in futuro se questo fenomeno continuerà a svilupparsi come noi pensiamo. Noi siamo convinti che la prima economia del nostro territorio, il turismo, avrà sicuramente una crescita esponenziale e questo soprattutto se ci saranno anche degli operatori, e mi sembra di vedere oggi delle persone molto motivate, che sapranno cogliere questa opportunità e cercheranno di farla valere negli anni, ecco, perché la grande difficoltà che abbiamo è di avere del personale che continui l'attività lavorativa anche dopo la formazione scolastica, accademica, addirittura anche universitaria. Purtroppo il nostro lavoro è fatto anche di tante opportunità che poi si aprono quando uno per esempio conosce le lingue, può spostarsi anche dal settore turistico al commercio estero e ad altre attività economiche che sì sono importanti ma che ovviamente molte volte danno delle opportunità diverse rispetto a chi lavora nel nostro settore. Elena, immagino che voi vi confrontiate anche con strutture simili alla vostra di altre regioni e di altre zone d'Italia. Quali sono se esistono delle diversità che andate a cogliere rispetto alle varie Ma allora diciamo che la nostra fortuna, che è quella appunto di essere la prima regione d'Italia turistica e anche la prima d'Europa, quindi abbiamo dei numeri assolutamente importanti, ci consente di essere un po' al centro dell'attenzione. Infatti negli anni siamo stati spesso anche al primo posto delle classifiche INDIRE proprio per il tipo di offerta formativa che proponevamo. Però la comparazione è continua e anche gli scambi sono continui, perché con gli altri TS Turismo del resto d'Italia ci continuiamo a confrontare, abbiamo creato un gruppo di lavoro e progettiamo insieme, quindi ci confrontiamo proprio, quindi non c'è una competizione, ma c'è una voglia di creare un sistema turistico italiano che è molto importante e va al di là del campanilismo della regione che secondo noi, voglio dire, come territorio, credo Tiziano, che dobbiamo lavorare per il sistema Italia ed è questo che darà la forza in più a questo comparto turistico, preparando persone che siano in grado di affrontare le sfide, perché il vero gap che noi abbiamo in questo momento è che abbiamo moltissime imprese familiari turistiche, soprattutto nel nostro territorio, e quindi non così tante catene, non così tante strutture turistiche organizzate, e spesso all'interno dell'impresa familiare turistica c'è bisogno di alzare il livello della managerialità. Allora, lascio per un attimo la linea alla regia e poi torniamo a parlare di turismo di opportunità. Allora, ricominciamo a parlare di turismo
E vi ricordo appunto stiamo affrontando questo tema in funzione anche occupazionale, cioè capire quali e se e quali sono le figure più richieste, quali sono poi le risposte in termini formativi e le proposte ovviamente anche altrettanto in termini formativi per quel che riguarda il nostro territorio. Allora, qui abbiamo due ragazze che stanno frequentando un corso per Restaurant and Business Management e vi faccio una provocazione. Allora, spesso si sente dire, perché poi noi andiamo di luoghi comuni, no? I giovani, ma non troviamo giovani che abbiano voglia di fare i camerieri, che abbiano voglia di fare tutta una serie di professioni, perché si lavora in orari particolari, in giorni particolari. Come vi ponete voi da questo punto di vista? Io personalmente rispondo sempre che se si ha voglia di lavorare, si lavora. 1. 2. Sono convinta che qualsiasi lavoro fatto con passione sia fatto dopo ovviamente con uno stato d'animo completamente diverso, che nel nostro lavoro è di fondamentale importanza, perché il cliente che dobbiamo servire o che abbiamo comunque davanti percepisce tutto, quindi se lo facciamo contro voglia possiamo essere certi che questo avrà una ricaduta molto molto negativa in certi casi. Bellissimo, tu hai introdotto un tema estremamente importante, che è quello che il cliente percepisce subito, no? Perché poi noi troppo spesso nello svolgere i nostri incarichi, i nostri lavori, pensiamo che sia unidirezionale quello che avviene e invece veniamo letti molto facilmente. Da questo punto di vista tu hai mai avuto esperienze positive o negative che siano state in quelli che sono stati i tuoi momenti di lavoro? Le esperienze lavorative che ho avuto, soprattutto parlando di periodi festivi, a parte che ho sempre immaginato il luogo di lavoro come casa, i colleghi come famiglia e i clienti come ospiti, quindi per me che arrivassero a Natale, che arrivassero a Capodanno, che arrivassero il martedì o il giovedì, erano sempre a casa mia. Quindi io ho sempre tenuto il mio sorriso, li ho sempre ospitati nel modo più bello che avevo, perché passare un giorno grigio a lavoro non ti fa andare avanti, non ti fa passare le ore e passi energia negativa nei nostri clienti e quello non va bene. Siamo sempre più positivi, festeggiamo con loro, godiamoci le feste in famiglia, anche a lavoro. Alla fine la famiglia arriva, la famiglia ci ha dato al mondo e tempo di festeggiare con loro ne troveremo sempre. Brava Laura, allora sentiamo che c'è il telefono, pronto? Sono Giusy, buongiorno. Buongiorno Giusy, buongiorno. Allora, ha visto, ha sentito che... Mamma mia, che faranno strada quelle due ragazze là, perché una manager, finalmente ragazze giovani che sanno fare un uovo, perché ci sono tante che non sono capaci neanche di fare una pasta asciutta. Volevo dire una cosa, dottor Palladini. Prego. Dovrebbero fare dei pacchetti che quando arrivano i turisti in aereo da Treviso oppure a Venezia, di non solo portarli a Venezia, ma a Treviso, perché Treviso è meravigliosa, non ce ne sono altre città così, con i canali interni e che mangi bene, magari pagherai anche un po' di più, ma mangi bene. E poi per le nostre montagne, per le nostre zone del Prosecco, per le nostre malghe, per Asolo, per altri paesi, per il Rabosello, che abbiamo vini speciali. Dovrebbero pensarci un po' su invece di portarli sempre a Venezia. Allora Venezia. Giusy, Sì. sentiamo qual è la strategia anche di Assindustria da questo punto di vista, perché sono convinto che stanno già facendo un lavoro in questa direzione. Grazie per la telefonata. Vi auguro, grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ringrazio per questo intervento, perché mi dà la possibilità di dire quante cose noi facciamo, ma quante vorremmo farne. Innanzitutto noi abbiamo l'aeroporto di Treviso, che è un'opportunità incredibile di impatto immediato con turisti e il sistema turistico trevigiano si sta muovendo proprio in questa direzione. Forse va ricordato alla signora che noi da 20 anni ci occupiamo di promozione turistica per far sì che la gente conosca il nostro territorio. Intercettare quelli che arrivano a Treviso. Assolutamente sì, addirittura adesso finalmente stiamo anche valutando l'opportunità di migliorare i collegamenti infrastrutturali tra l'aeroporto e il centro della città. Che mi sembra essere una delle priorità. La giunta attuale
L'amministrazione comunale di Treviso sta proprio lavorando in questo senso, perché manca, a parte insomma, una linea dell'autobus che non è assolutamente sufficiente, manca un collegamento un po' più strutturato con il centro della città, ma non solo con il centro della città. L'idea nostra è quella di far sì che ci sia un collegamento anche con le strutture ricettive del primo circondario della città, una fra queste è quella che ho il piacere di dirigere, dove noi accogliamo 40.000 presenze all'anno. Quindi insomma di turisti che rimangono a Treviso ce ne sono parecchi, ecco, anche perché comunque Treviso a livello di ricettività rispetto ad altre province ha una crescita molto più ampia proprio perché c'è ampio margine di crescita. Allora stiamo sollecitando quello che è l'interesse dei nostri telespettatori e vedo che c'è qualcun altro che vuole parlare con noi. Pronto? 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 Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Bravodino da Conegliano. Buongiorno, prego. Il signore prima là che ha detto, non so, quel signore là, non mi ricordo più perché è tanto che ha telefonato, sì. Ha detto che quando delle persone, dei giovani che hanno una laurea, 2 lauree, non so cosa, trovano lavoro subito immediato, com'è che ha detto, e invece non è proprio vero, perché la mia figlia che ha 2 lauree ha lavorato agli alberi parlanti, ha lavorato, sta lavorando a Conegliano in qualche modo, ma vengono assunte per oggi e domani non si sa. Ma in che campo? Non è vero che il lavoro sia continuo, quelle sono tutte bugie. Mi perdoni, in che campo sta cercando impiego? Nel turismo. Nel turismo. Ok, ma state parlando di turismo, sto parlando di cose. Sì, il turismo, cioè, come dire, no? Ci sono tanti sbocchi nel turismo, cioè, cos'è che vuole fare sua figlia? No, lei sta facendo tutto quello che vuole, però sta cercando lavoro, però tutti quando gli danno lavoro di cosa? Di oggi e domani non si sa, e domani forse non si sa, e dopo verrà chiamata. Non è vero quello che ha detto il signore che vengono chiamate e sono assunte in modo indeterminato, in un modo cosa, perché queste sono tutte falsità. Allora, secondo me, prima di usare il termine falsità proviamo un attimo a analizzare la cosa, no? Perché Simonato non ha detto che appena uno si propone gli viene dato un contratto di tempo indeterminato, ha detto che sono grandi opportunità. Sì, Ovviamente, intanto la ringraziamo perché si sta sollecitando una risposta su un tema. Tiziano, tu cosa intendevi? Beh, allora, lo sbocco professionale nel turismo attraverso l'Academy o ITS è sicuramente un'opportunità. Io vedo che al termine del percorso formativo, questo è un percorso post diploma, al termine del percorso formativo chi ha frequentato questo corso, l'Academy, mi viene da pensare ha una grande opportunità di impiego. Noi li cerchiamo proprio da questi istituti, i neodiplomati e i neolaureati. Poi evidentemente non è che quando uno termina gli studi può pretendere o comunque ambire ad un contratto a tempo indeterminato. Il percorso formativo che tutti noi abbiamo fatto di inserimento in azienda avviene con la classica, diciamo, gavetta, come si suol dire, no? Scusami. Dallo stage all'apprendistato e poi via via il tempo indeterminato. Ecco. La tua priorità, anzi la vostra, nel momento in cui terminerete il percorso all'ITS, è, cioè, giusto per capire, trovare un impiego a tempo indeterminato, trovare comunque un impiego che sia quello che si avvicina alle vostre cose, cercare voi una situazione che sia quella che preferite? Io credo che quello che abbiamo bisogno dopo questo diploma è tanta gavetta, ancora imparare, perché aprire e chiudere un libro non è la fine della vita, cioè abbiamo appena la chiave, dobbiamo ancora trovare la serratura e dopo dobbiamo cercare il modo di girare. Ora che giri e apri la porta, devi ancora fare un passo per entrare nella stanza. Non si è mai giunti alla fine, quindi ci vuole imparare. E se posso aggiungere una cosa, proprio perché siamo giovani, io credo che sia proprio questo il momento per cambiare, girare, vedere. Personalmente se mi proponessero adesso un contratto a tempo indeterminato non accetterei mai. Nemmeno io. Perché? Perché ho bisogno di girare, cambiare, vedere, ho talmente tante cose da imparare in quest'ambito che mi sono resa conto essere infinito, che non è assolutamente questo il momento di bloccarsi davanti a un posto fisso. Contratti che ci vengono posti a noi giovani, sottopagati da stagisti, magari può servire il primo o secondo mese.
dopo lì inizia a dubitare, anche lui ha messo del suo, anche lui ha una macchina o qualcosa per andare a lavoro, si sa come gira l'economia, e dopo 2 mesi, 3 che dimostra l'impegno ha bisogno di una crescita, Sì. ha bisogno di essere messo alla prova. Sì. Io purtroppo devo un attimo interrompere la cosa, siccome adesso sarà tra l'altro un cambio. Ringrazio Lucia e Laura, che sono appena hanno alzato, aspettate un attimo, in bocca al lupo, complimenti a chi la sta formando, ma soprattutto anche a chi vi ha educato, e complimenti a voi stesse. Breve pausa e poi avremo appunto un cambio con altre 2 colleghe di Lucia e Laura. Grazie. Allora, formazione, occupazione, sogni relativi al mondo del turismo, l'argomento che stiamo affrontando oggi qui a ore 13. Abbiamo avuto un cambio di ospiti per chi ci seguiva da prima, e Annalisa e Ludmila hanno dato il cambio a Lucia e Laura, benvenute. Buongiorno. E anche voi state appunto facendo il corso Restaurant and Business Management all'ITS di Jesolo, e anche voi state insomma seguendo il percorso, penso, delle vostre 2 colleghe. Il vostro sogno / obiettivo professionale qual è? Il mio sogno sarebbe quello di guidare un team e gestire un ristorante qui della zona, volto alla promozione dei prodotti tipici e della tradizione. Ludmila? Invece il mio è quello di aprire un mio locale dove trasmetto insieme al mio staff la mia passione per il turismo in generale. Sono anche qua idee molto estremamente chiare. Allora io riprenderei un attimo, perché prima abbiamo avuto una bella sollecitazione da parte di un telespettatore, il quale ci diceva appunto che ha una figlia che tra l'altro con 2 lauree, però fa una fatica incredibile a trovare lavoro e lo cambia spesso, insomma non le vengono date delle opportunità continuative. Tiziano, tu tra l'altro vi piacere intervenire, no? su questo? Dipende anche dal percorso formativo e dalle lauree che questa lavoratrice ha acquisito, perché ribadisco, la ricerca costante del restaurant manager e di chi lavora nell'hotellerie per noi è una costante. Noi dobbiamo continuamente rimanere alla ricerca di personale, proprio perché sono delle mansioni che hanno anche un grosso turnover, quindi chi si approccia a questo lavoro, come mi pare di sentire anche nei sogni di queste 2 giovani studentesse, che mi complimento con le altre 2 anche precedenti, hanno le idee molto chiare, cioè mi sembra di capire che il loro sogno è addirittura di aprirsi un'attività in proprio, quindi di andare oltre il lavoro dipendente. Questo mi fa onore, perché vuol dire che c'è proprio volontà di investire su se stessi anche per un'attività imprenditoriale futura. Quindi noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo essere per loro, diciamo, un'ulteriore opportunità di formazione, perché esse possono arrivare ad essere addirittura imprenditrici della propria attività. Quindi mi dispiace anche un po' che non ci sia un'opportunità per tutti, però secondo me bisogna coltivarsela giorno per giorno. Sì, non arriva a caso, ecco, o mandando un curriculum, insomma. Una volta quando diciamo, ero anch'io studente, si lavorava il sabato e la domenica per poter arrotondare, per imparare un mestiere, facendo appunto i camerieri, facendo il cuoco, chi appunto poi ha continuato questa attività, o addirittura facendo le stagioni al mare o in montagna. Oggigiorno abbiamo trasferito queste opportunità di impiego con gli stage, però gli stage, quelli professionalizzanti, un'azienda non li fa fare al lavoratore per sostituirlo, allo studente per sostituirlo al lavoratore con un contratto ordinario. Sono propedeutici alla formazione del proprio posto di lavoro. E a capire se quella figura può essere per capire appunto se la persona coinvolta nella struttura presso la quale è ospitata. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno. Intanto volevo farle i complimenti per la sua eleganza a lei conduttore. Grazie, gentilissima. E poi volevo porre una domanda ai suoi ospiti, se è possibile. Certo. Voi state parlando di prima regione turistica Veneto, 60 milioni di presenze turistiche. Io chiedo a voi e chiedo anche a me stessa, ma ci sarà pure una saturazione in qualche momento? Forse non tanto più avanti, perché non credo che il Veneto possa avere una saturazione di questo genere per tanti anni, perché poi quando parlate di Venezia ad esempio vediamo che Piazza San Marco è piena,
Certo. E poi magari nelle calli, nelle vie piccole che sono bellissime da visitare non c'è nessuno. Condivido. Condivido signora, questo penso sia la più grande sfida e non so se lo condividiate anche voi, grazie perché ci ha proposto un tema importante, perché io penso che la bellezza e la ricchezza che c'è nei nostri territori deve passare dalla quantità alla qualità. Assolutamente. E ora lo chiedo a Elena, in quanto rappresentante di un ente formatore, cosa ne penso le ragazze, ma anche qual è la visione di una realtà confindustriale come Assindustria. Noi stiamo lavorando proprio perché riusciamo a costruire pacchetti, proposte e offerte per la valorizzazione del territorio in generale, quindi il fatto stesso che i ragazzi, nel caso specifico i ragazzi che abbiamo qui oggi siano del settore del restaurant and business management, piuttosto che quelli dell'hospitality o del tourism 4.0, devono imparare a pacchettizzare il territorio, quindi a valorizzare tutto ciò che abbiamo, quindi non semplicemente Venezia e Piazza San Marco, che è sicuramente la cosa forse più bella in assoluto che abbiamo nel mondo, ma la più facile, ma dobbiamo riuscire a fare tutti quei percorsi alternativi che vanno a valorizzare il territorio, e comunque ci stiamo riuscendo, anche devo dire anche grazie all'intervento della Regione e alle indicazioni e alle linee guida che ci stanno dando, per esempio su tutti quelli che sono i fondi strutturali che arrivano alle imprese del turismo, che poi devono in qualche modo mettersi in rete e lavorare in rete sul territorio. Questo ha stimolato molto il fatto di mettere insieme il cicloturismo con l'enogastronomia e con tante altre cose per creare proprio dei percorsi alternativi, quindi è un lavoro che chiaramente non si riesce a modificare e a fare in pochi attimi, ci vuole qualche anno, però il trend è assolutamente iniziato. L'importante è avere una visione. Voi come la vedete questo elemento del passare da un aspetto quantitativo, che ovviamente ha un'importanza, a un aspetto qualitativo, che giustamente la signora dice? Allora, ricordiamo una cosa, le presenze sono le notti spese in un luogo, gli arrivi sono le persone che sono arrivate a fare una o più notti in quel luogo, per cui 70 milioni sono 70 milioni di notti spese per quanti arrivi, adesso non mi ricordo, c'era il dato, 16 milioni di arrivi, giusto sempre per avere chiarezza di quello che stiamo dicendo. Quindi rispetto a qualità e quantità del turismo. Secondo il mio parere io sono una persona che è in costante ricerca della qualità. Per esempio nel mio locale io vorrei promuovere i prodotti enogastronomici anche di piccole località che vengono fuori, che così anche quella località emerga e venga conosciuta al mondo, alla nazione o al mondo. Quindi insomma una forma potrebbe essere quella di legarli appunto a territori, a prodotti, mi viene in mente, i presidi slow food o aspetti di questo tipo. Annalisa, per te? Io penso che potrebbe essere fatto un lavoro complementare insieme ad altri servizi, magari collegandoli con altri interessi, ad esempio lo sport, e quindi offrire, come diceva Elena, dei pacchetti complementari, quindi che uniscano turismo e servizi alternativi. Che è quello tra l'altro a cui accennava Tiziano prima quando parlava del cicloturismo. Però vi voglio sollecitare ancora. Allora, Venezia rimane la top player, una delle città delle mete turistiche più ambite al mondo, no? Qual è la vostra visione di Venezia come località turistica? Cioè, fatemi una considerazione su Venezia. Supponiamo che voi siete a capo, non dico neanche il sindaco, proprio avete la bacchetta, non bacchetta magica per sminuire la cosa, però potete decidere cosa fare a Venezia. Cosa ne fareste? Io punterei, come dicevamo prima, su i borghi nascosti, le piccole vie che nessuno conosce, perché giustamente quando uno va a Venezia solitamente magari ci arriva anche con i mezzi pubblici, e quindi dalla stazione percorre la sua bella camminata fino a Piazza San Marco e quindi vede per forza quelle cose che sono magari scritte nei libri di Venezia, quindi è tutto anche... Ludmila, tu intanto chiuderesti Venezia? Cioè faresti il numero chiuso a Venezia? È una delle grandi disquisizioni di questi ultimi anni. No, perché io penso che la gente deve scoprire, deve andare alla ricerca delle bellezze, che Venezia ne ha davvero tante, è un museo a cielo aperto. Io proporrei anche delle passeggiate, delle gite con dei percorsi che collegano vari punti
e che in queste passeggiate, in queste gite vengono anche spiegate, vengono risaltate le qualità, i piccoli borghi, la storia tipica magari di quel piccolo borgo, di quel campo. Secondo me quindi è diciamo ottimale. una comunicazione più mirata, diciamo, con delle indicazioni mirate. Torniamo, intanto cosa ne pensate? Perché insomma, è anche bello sentire. Questi sono sogni bellissimi e anzi mi complimento con loro perché vedo che hanno veramente le idee chiare e con le loro parole hanno praticamente indicato veramente dove sta andando la promozione turistica al nostro territorio. Brave, perché di fatto il fenomeno dell'overtourism è in continuo monitoraggio sia da parte delle amministrazioni comunali delle grandi città, di Venezia ma anche di Verona, che soffre un po' lo stesso problema, però noi come attività come associazione di categoria cerchiamo di dare un supporto per far capire quali possono essere le altre opportunità da valorizzare, perché effettivamente anche se guardiamo alla promozione turistica integrata del nostro territorio trevigiano, noi siamo un'alternativa ai flussi turistici diciamo veneziani con dei progetti di percorsi innovativi. Ecco, quindi noi stiamo lavorando in questo senso, è evidente però che l'attrattività di Venezia è talmente forte, è un brand mondiale, tant'è che nella promozione turistica della regione il brand che è stato diciamo, dato recentemente proprio per valorizzare ancora di più la promozione turistica dell'intera regione, la regione è The Land of Venice, le terre di Venezia, quindi noi abbiamo dato indicazione anche alla Regione Veneto, all'assessorato appunto al turismo della Regione Veneto, che secondo noi il brand Venezia deve essere utilizzato come traino del turismo regionale e ovviamente poi all'interno di questo, proprio per facilitare diciamo, anche la conoscenza degli altri itinerari, dobbiamo essere bravi noi a promuoverli. Aperta o chiusa? Venezia aperta o chiusa? No, Venezia deve rimanere aperta, anzi è un biglietto da visita importantissimo. Pensate che io dirigo un albergo che diciamo, dista solo 15 minuti, 20 minuti dall'aeroporto internazionale di Venezia, che è il terzo scalo nazionale in termini di arrivi e presenze. E il polo aeroportuale Venezia-Treviso è talmente importante che sta diventando veramente uno dei più importanti d'Europa. Quindi il turismo crescerà di pari passo se ci saranno delle infrastrutture che consentiranno la facilità di raggiungimento dei nostri territori. Quindi Venezia, voli internazionali, intercontinentali, Treviso, voli che collegano ovviamente il nord Europa, l'est Europa, il sud Italia al nostro territorio. Venezia deve rimanere il nostro punto di riferimento per la promozione. E allora noi andiamo invece a una promozione diversa che è quella dei nostri inserzionisti, in linea alla regia. Dunque, lavorare nel turismo necessita appunto formazione, perché poi diciamolo, allora, una volta ci poteva essere l'improvvisazione, insomma, trovarsi per qualsiasi motivo a fare un certo percorso, no? E invece adesso veramente serve, ma non solo nel turismo, questo vale un po' per tutti i campi, serve molta specializzazione, tanto che io volevo capire, Elena, da te, chi poi termina il percorso di studi all'ITS, che grado di occupazione ha? Ma noi abbiamo dei numeri che sono sconvolgenti. Noi diciamo sempre che il nostro più grande concorrente rispetto alla formazione è proprio il mondo del lavoro, nel senso che avendo noi questa formazione mista, stage e ovviamente formazione in aula, quindi in azienda e in aula, spesso rischiamo che i ragazzi si appassionino così tanto all'attività di stage che stanno facendo e le aziende si affezionino così tanto ai ragazzi che, come dire, dobbiamo un po' lottare perché ritornino effettivamente in aula. Comunque, venendo alla domanda, oltre il 90% dei nostri ragazzi è sicuramente occupato con posizioni stabili, che non vuol dire a tempo indeterminato, ma vuol dire comunque con dei contratti riconosciuti e quindi con dei percorsi anche ben delineati. Dico oltre il 90%, ma arriviamo appunto del 98-97%, quindi voglio dire, noi abbiamo avuto l'anno scorso la difficoltà di avere all'evento della consegna dei diplomi, che avviene sempre dopo qualche mese dalla consegna dei diplomi, i ragazzi presso l'evento, perché erano tutti occupati, quindi abbiamo dovuto, come dire, fargli prendere la mezza giornata di ferie piuttosto che il permesso eccetera perché potessero partecipare all'evento. Credo che questa sia la risposta, insomma, quindi siamo veramente molto, molto soddisfatti dell'impiego di questi ragazzi.
Non ho capito una cosa, cioè due donne prima, due donne adesso. La componente maschile dove l'abbiamo persa? La componente maschile c'è, però forse abbiamo avuto più coraggio noi a metterci di fronte a questa sfida di parlare davanti a delle telecamere. Mi tira un po' le orecchie qua, Tiziano, sì. ai nostri consigli, no? Noto che le quote rosa ormai nel nostro settore hanno superato le quote azzurre. C'è una distribuzione di competenze tra maschi e femmine? Io personalmente dico che le donne sono molto più precise degli uomini, intanto. Vedo anche le collaboratrici che abbiamo noi, sono persone che quando acquisiscono diciamo, la metodologia di lavoro la eseguono in maniera costante e sicuramente con dedizione. Ecco, gli uomini secondo me in alcuni casi, per alcuni settori secondo me possono ancora fare la differenza, per esempio il portiere di notte, io consiglio sempre, anche se in realtà il contratto collettivo prevede che non ci debbano essere discriminanti, però un portiere di notte donna, ecco, a mio avviso è ancora uno dei lavori all'interno dell'hotel che forse converrebbe sempre lasciarlo del personale maschile. Ma a livello di direzione d'hotel, e qui parlo anche contro la mia categoria, diciamo le quote rosa sono sempre più in aumento. Ecco. E voi come vi confrontate con i vostri colleghi maschi? Anche perché dopo dovete tornare in aula. Giusta osservazione. Secondo me per certi lavori la componente maschile e la componente femminile deve collaborare, perché quello che magari non hanno gli uomini lo integrano le donne, quindi secondo me è un'opportunità di collegamento, di unione. Allora, vabbè, così abbiamo dato anche qualche accenno alla, come che l'hai chiamato prima? Gender balance. Gender balance, tanta roba qua, Prima dell'inizio della trasmissione abbiamo fatto così anche una chiacchierata e si è parlato di Made in Italy, no? Voi come lo vivete questa appartenenza a un paese che insomma, anche nel turismo insomma, vede una delle sue massime espressioni? Cioè vi sentite, pensate che lo difendiamo tanto, che non lo difendiamo poco? Che... No, io penso che noi italiani non lo difendiamo abbastanza, non valorizziamo questa nostra origine che dalle altre nazionalità invece viene copiata e imitata. Ma secondo voi perché accade questo? Perché poi è bello anche chiedersi del come mai, no? È perché lo diamo per scontato, è perché non ci rendiamo conto del suo effettivo valore? Io penso che sia perché lo diamo per scontato, è una cosa quotidiana per noi e quindi risulta normale. Esatto, magari il nostro paese che è un marchio, magari noi non lo vediamo all'estero come dovrebbe essere visto in realtà, come deve essere valorizzato, i prodotti, soprattutto i prodotti enogastronomici. La faccio anche a voi questa domanda, perché ogni tanto la sensazione è che ci rendiamo appunto poco conto del patrimonio che abbiamo solamente per l'essere in Italia, e, insomma in questo Italian Sound che ben si accompagna sia all'aspetto agroalimentare ma anche all'aspetto turistico. Sulla valorizzazione dei nostri prodotti c'è ancora molto da fare, però io vedo che il Made in Italy è il primo interesse che ha il turista straniero per venire nel nostro paese, venire a copiare l'italianità, venire a scoprire l'italianità più che copiarla, poi magari qualcuno tenta anche di copiarla e purtroppo con i prodotti agroalimentari abbiamo anche delle cattive sorprese, degli cattivi esempi, però nell'ambito turistico vedo che proprio c'è la volontà anche dal turista cinese evoluto che sempre di più adesso si sta approcciando al nostro territorio. Noi abbiamo, diciamo, l'incoming con la Cina è veramente in crescita, tanto proprio per dare un indicatore anche di quali sono poi, diciamo, le attività di promozione che stiamo facendo verso l'estero. Il turista, il nuovo turista sta cercando proprio il modo di vivere italiano, oltre ovviamente alla conoscenza dei brand e dei famosi marchi che molto spesso e purtroppo anche superano addirittura come conoscenza le opere d'arte che abbiamo in Italia, cioè all'estero è molto più conosciuto un brand italiano piuttosto che un monumento da visitare, ecco. Cioè,
il turista dall'estero viene in Italia soprattutto per scoprire come noi viviamo, cosa mangiamo, come beviamo, e questo diciamo per noi è motivo ovviamente di valutazione per le prossime attività di promozione. Elena, io sento la mancanza di un grande progetto nazionale sul Made in Italy, perché purtroppo abbiamo le varie categorie che lavorano ognuna un po' per conto proprio, e quindi qui spero di non turbare gli equilibri, però obiettivamente abbiamo un Made in Italy che riguarda l'industria, quindi tutta la parte produttiva e manifatturiera, abbiamo il Made in Italy che riguarda il turismo, abbiamo anche tutta la parte cinematografica che ha lavorato tantissimo per le Film Commission e per portare comunque il cinema in Italia, quindi avremo tanti filoni da poter seguire per fare un grande progetto di brand Made in Italy, ma dovremo lavorare un pochino più in sinergia a livello nazionale con tutti questi attori per far sì che il progetto diventi veramente di impatto nazionale forte. Perché poi ovviamente noi ci basiamo anche su quella che è la sensazione comune, no? Allora noi diciamo sì, il Made in Italy è importante, abbiamo un bel brand, però poi appena uno parla del proprio paese siamo imbarazzanti, quindi tutta una serie di negatività, immagino che voi le sentiate, cioè, le sentite, le condividete, le percepite? Io le ho percepite quando ho viaggiato all'estero e quindi... Cosa hai vissuto? Quando dicevo che ero italiana, trovavi le persone che comunque ti amavano, ti apprezzavano per tutto quello che abbiamo appena detto, quindi perché comunque siamo conosciuti per il Made in Italy, però anche chi comunque riteneva che gli italiani abbiano un modo di gestire certe cose un po' particolare. Ludmila? Io lo vedo anche e soprattutto certe persone che parlano con me, che magari si relazionano e che sanno che l'Italia è un paese rinomato, però non hanno l'iniziativa di trasmettere magari il valore del paese anche verso una persona straniera, che secondo il mio parere, se lo valorizzi già un italiano che lo valorizza, per me parte il principio proprio. Bene, allora siamo quasi alla fine, io mi concentrerei su queste gentili signore chiedendovi quanto vi manca per terminare rispettivamente il corso? A giugno. A giugno. Esatto. Finito il corso, cosa volete fare? Cosa farete da luglio in poi? Potete anche dirmi che andate in vacanza. Una meritata vacanza. Beh, sicuramente. Però personalmente cercherò di andare a lavorare in più strutture possibili per poter prendere il meglio da tutto e imparare da diversi tipi di gestione. Sì, come ha detto la mia collega, cercare di evolversi, di continuare ad imparare e lavorare in vari aspetti del turismo, così tutte le ricchezze porteranno dopo per esempio, secondo me, a una struttura che, dove sarà arricchita da tante cose, dalla diversità magari della mia regione o del mio paese. Lascio chiudere a te, Tiziano. Allora, cosa portiamo a casa? Abbiamo sentito 4 visioni, molto velocemente, ovviamente, di ragazze che hanno intenzione di lavorare nel mondo del turismo e della ristorazione. Io mi porto a casa la soddisfazione di vedere che c'è un grosso interesse nel nostro settore, prima di tutto. Quindi per il futuro abbiamo delle persone che sicuramente sono motivate ad affrontare il nostro lavoro, soprattutto nell'ambito della ristorazione, dove sempre di più c'è la necessità di trovare personale motivato e che abbia voglia di continuare questo tipo di lavoro. L'ho detto prima, ma lo ribadisco, perché siamo in continua ricerca noi di personale motivato che abbia voglia di continuare e di crescere con noi in questo percorso. Benissimo. Signori, grazie, è stato un piacere, ringrazio tutti e 4, comprese le vostre colleghe che c'erano prima, e ovviamente un grandissimo ringraziamento anche a chi ci ha seguito da casa, che saluto con tanto affetto e che mi auguro continui a seguire Antena 3 Nord-Est. Ciao a tutti!